Abbiamo realizzato questo documentario come conclusione delle celebrazioni dei 50 anni della Regione. Lo abbiamo pensato utilizzando molto del materiale di quella mostra che si è conclusa nella primavera del 2022, ma anche arricchendolo di documenti e tratti da convegni, pubblicazioni che nel frattempo come Consiglio regionale abbiamo appunto effettuato. Il prodotto nasce come prodotto di collaborazione con la sede regionale della RAI. Questo è stato molto importante perché la RAI ci ha affiancato dalla sua nascita della sede regionale 79 fino ai nostri giorni, proprio attraverso i vari giornalisti, i vari servizi che da Palazzo Ferrofini sono sempre stati fatti con grande continuità. Questo ci ha permesso, grazie alla sensibilità del direttore, dottor De Luca, di poter attingere alle teche della RAI e quindi il documentario è arricchito dai filmati presi dalle teche della RAI che testimoniano molti di quei momenti che noi raccontiamo nel filmato. I cittadini potranno vedere proprio intanto i protagonisti di questi 50 anni, tutti i personaggi che hanno dominato un po' la ribalta della politica regionale veneta, ma anche potranno vedere l'evoluzione, la storia del regionalismo italiano, in particolare il contributo che ha dato il Veneto allo sviluppo del regionalismo. Non solo, ma vedranno anche forse l'evoluzione del Veneto, della società veneta. Partiamo dagli anni 70 con un Veneto che era dilaniato dal terrorismo, dalle stragi nelle piazze, nei treni, e poi dagli attentati delle Brigate Rosse e di Ordine Nero. E poi vediamo un Veneto che cresce diventando quello che poi è stato il miracolo del Nord-Est. Pertanto si vede un Veneto completamente diverso a seconda anche dalle immagini. Vedi le immagini completamente diverse e quindi il cittadino può vedere come questo Veneto è cresciuto. Innanzitutto si afferma la continuità di un presidio della televisione pubblica e del suo organo legislativo che di fatto rappresenta la vita e la cultura di una regione intera, in una continuità di servizio e di collaborazione che è il senso proprio del servizio pubblico radiotelevisivo e dei presidi regionali, quindi è proprio l'affermazione di quello che deve essere un servizio pubblico radiotelevisivo insieme a molte altre cose che si possono sviluppare.